Buon pomeriggio dalla Paladante di Sestu per assistere alla 18ª giornata del campionato di futsal di Serie A2 Girone A tra la capolista Città di Sestu e l'Atlante Grosseto. Va in scena questo match. Grosseto è vero, naviga nel limbo tra il playoff e il play-off, arriva il vantaggio dopo circa 44 secondi. La firma di Checco, bravo con un diagonale a bucare Zanatta, che non poteva fare nulla su questa conclusione dello spagnolo bomber della squadra di mister Chiappini. Si sblocca subito il risultato mentre a Square va alla conclusione al volo del Ferraro, l'estremo difensore del Grosseto. Si libera Escobar, porta palla Rufina e palla centralmente per Bonfina col sinistro. Palla che scivola alla sinistra dell'estremo difensore del Ferraro, ma termina in rimessa dal fondo. Arriva Escobar, la conclusione di Caverzan dalla distanza, palla che termina al lato della porta difesa da Zanatta, fuori a Square, dentro Capitan Wilson, palla dentro per Bonfina, ancora Escobar, il destro, pallone che sembrava indirizzato sotto la traversa. Esce Escobar per il blocco, Bonfin Vanderlei, pallone dentro, ancora per Escobar, ancora Bonfin, la palla rimane là, non supera la linea di porta per il salvataggio dell'Atlante Grosseto. Arriva Square con la sinistro, ancora del Ferraro che respinge la conclusione. Fuori Alex, forse è la prima volta in questo primo tempo. Adesso Cau, la conclusione al volo, palla deviata. Wilson arriva a Square col sinistro, la palla in porta. Adesso il pallonetto per Bonfina al volo. Zanatta a Square, prova il sinistro! Il gol di Gigi a Square. I baci sono per la famiglia, i baci sono per i figli, proprio lì dietro la panchina dell'Atlante Grosseto, e arriva il pareggio di Gigi a Square quando mancano 5 minuti 26 secondi. Si sblocca il Città di Sestu, si sblocca naturalmente il sinistro, pallone giocato per l'ex Luc Barents Caverzan, la conclusione ancora Zanatta in calcio d'angolo. Checco, poi palla che rimane là, carambola lì, Checco con la sinistro, pallone che non viene liberato, e c'è la doppietta di Checco che riporta il Grosseto in vantaggio. Bonfin, il pallonetto ancora per la Square al sinistro, al volo, respinto ancora da Del Ferraro, passaggio di Zanatta, ancora il pallone dentro e c'è il gol dell'Atlante Grosseto. Pagato carissimo l'errore tra Wilson e Zanatta, il gol di Gianneschi, palla che sbatte sotto la traversa sul palo e termina in porta per il 3-1. Adesso Zanatta col sinistro, palla sul fondo, ancora Wilson con la destra, poi Escobar di testa, la mette in porta anche questa volta del Ferraro. Bonfin cerca il tocco, lo fa in questo momento Wilson, la girata al volo del capitano che accorcia le distanze. 7 minuti 58 secondi al termine dell'incontro. Dicevamo proprio questo, c'è tutto il tempo, ma bisogna accorciare le distanze subito per cercare di arrivare al bottino pieno. Laterale già rimesso in gioco a Square con la sinistro. Si conclude così la 18ª giornata del campionato di Serie A2 di futsal Girone A, con l'Atlante Grosseto che espugna il Paladante di Sestu con il risultato di 3-2.